Voci dallo sport, in collaborazione con Howeld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981. Buona giornata e bentrovati ancora da Sedico e ancora per il Trofeo Dolomitico giunto alla sua 11ª edizione. La nostra seconda puntata di Voci dallo Sport, ancora con le voci che arrivano dal pattinaggio appunto qui a Sedico con l'organizzazione della ASD Sport in Sedico, e nella prima puntata ne abbiamo parlato proprio con l'assessore allo sport del comune di Sedico, che ci ha illustrato un po' questo bellissimo impianto e questa bellissima cittadella che tra poco nascerà per quanto riguarda non soltanto il pattinaggio. Allora, la seconda puntata va con allenatori e con ex atleti o atleti che potrebbero anche ritornare in pista, chissà mai perché, e abbiamo qui Cristian Catana. E chissà perché ho detto così, perché forse Cristian deciderà di ritornare, chi lo sa. Non vuoi spoilerare niente, naturalmente. No, si ritorna. Allora, si ritorna. Allora, Cristian Catana, ricordaci un po' e facci un po' la storia di Cristian atleta in questo primo frangente. Ho partecipato a diversi campionati del mondo e ho riscoperto che è bello stare anche dall'altra parte, quindi oltre che essere il protagonista in pista è molto bello e soprattutto molto stimolante anche stare dall'altra parte, quindi come allenatore. Tu quando hai scelto, anche se non ti ricordi bene, ma tu quando hai scelto, quando hai detto voglio fare pattinaggio? Allora, diciamo che era già un po' in famiglia questa... Avevi iniziato con altri sport oppure no? No, è stato il primo sport, diciamo che è stata una passione di mia madre, perché lei voleva fare pattinaggio sul ghiaccio, non ha avuto le possibilità e quindi fortunatamente avevo una palestra vicino a casa e ho messo i pattini e mi sono innamorato subito. Da dove sei, Cristian? Io sono di Padova. Di Padova. Ah, tua madre aveva questi trascorsi, insomma voleva i trascorsi. Esatto. Poi naturalmente quando c'è il figlio o la figlia si pensa sempre che vadano avanti. Tu gli hai dato soddisfazione però. Sì, è stata molto contenta e penso che in fondo il suo sogno si sia avverato, comunque vedendo me pattinare. Esatto. E arrivare comunque su questi vertici così importanti è stata sicuramente una grande soddisfazione per lei e anche per me. Parlavi di mondiali, parlavi di altre gare. I mondiali naturalmente sono un po' l'apice per un atleta, no? Come li hai raggiunti? Con tantissimo lavoro, tantissimo sacrificio, tanta dedizione e tantissima passione per questo sport bellissimo, che purtroppo è uno sport di nicchia, uno sport minore, per cui i riflettori sono ancora molto pochi i riflettori su questo sport, ma penso che sia uno degli sport più completi che ci sia, perché al di là di tutte le prestazioni fisiche, tecniche, unisce anche tutta la parte artistica. Alla fine siamo dei ballerini, degli attori e peccato che ci sia poca visibilità, sì, dici? Sì. Altre soddisfazioni nella tua carriera quali sono state, per chi non ti conosce? Allora, sicuramente i 3 mondiali a cui ho partecipato, quindi sì, il 2021 in Argentina, medaglia d'argento, e 2 anni fa a Rimini, sempre medaglia d'argento, e l'anno scorso, in realtà qualche mese fa, siamo appena tornati dalla Cina, medaglia di bronzo. Quindi queste sono le soddisfazioni. Ti mancherebbe solo l'oro, insomma, è per questo che vuoi ritornare. Ci siamo anche avvicinati a quell'oro. Però che vinca il migliore. Vinca il migliore, sicuramente. Quei pochi centesimi hanno Cristian, fatto... perché stai pensando di ritornare? Perché l'amore è troppo grande. Esatto. Io ho finito di fare il mondiale ad ottobre in Cina, come vi dicevi, sì. E sì, fare l'atleta è bellissimo, mi dà tantissime soddisfazioni, è bello vedere gli atleti crescere, è bello anche trasmettere la propria passione all'atleta
e soprattutto vedere in queste competizioni che danno l'opportunità comunque di fare esperienza e di mettersi a confronto anche con altre società, con altri atleti, è veramente bellissimo, però vorrei essere io dentro quella pista, quindi... La gioventù è cambiata e è vero, l'hai riscontrato, l'hai detto poco fa, quindi puoi confermare che... Assolutamente, e è molto difficile anche per i genitori. Quello che noto è che i genitori ultimamente sono molto... vogliono molto controllare quello che succede anche all'interno delle palestre. Alla fine noi siamo come gli insegnanti a scuola, quindi la fiducia che il genitore ripone su noi atleti è importantissima, perché ci permette di lavorare in modo più aperto e più libero insieme agli atleti. Ovviamente anche noi allenatori abbiamo i nostri doveri, abbiamo anche tutti dei protocolli di safeguarding comunque per la tutela di tutti gli atleti, quindi sicuramente non è che danno gli atleti in mano... al primo venuto, quindi okay. Esatto. Per chiudere, Christian, la gioia, a parte quella di ritornare a mettere gli scarpini, a mettere i pattini, ma una gioia che immagino sia diversa di vedere magari andare a medaglia un tuo gruppo o una tua atleta. Esiste? Sì, c'è un po' di differenza oppure... È completamente diverso. E anche la gestione per esempio delle gare, e da atleta una volta che tu entri in pista e quindi tu porti la tua coreografia, non dico che ti dimentichi di tutto, però entri proprio nella parte e tutto va via. Quei 5 minuti volano come se fosse solo stato un minuto. Da fuori sono 5 minuti e mezzo che durano 10 minuti, perché ovviamente quando tu sei atleta tu hai il controllo, quindi tu puoi decidere cosa fare. Da fuori speri che l'atleta possa comunque avere la mente lucida e riuscire a portare la coreografia al termine. Vedere comunque la crescita degli atleti è una cosa tantissima, perché ti permette, cioè, capisci che la passione per questo sport sei riuscita a trasmetterla in modo completo. Ed è bellissimo. Senti Christian, in bocca al lupo per il tuo ritorno, ormai lo diciamo, mille. insomma ritorna, Christian ritorna. Christian Catana è stato con noi, grazie Christian e in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie mille. E allora rientriamo dopo una pausa che poteva essere pubblicitaria ma anche di cambio ospite, perché ci ha raggiunto dopo la gara, oppure dovrà gareggiare poi, adesso ce lo spiegherà lei. Dopo Christian Catana abbiamo con noi Nicole Angrisani. Buona giornata. Buongiorno a te. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Vedo un bel sorriso, quindi... Assolutamente, siamo carichi per questa giornata. È una giornata tra l'altro molto bella a livello climatico, però sì, molto interessante anche a livello di questo trofeo dolomitico che è giunto alla sua 11ª edizione. È la prima volta che partecipate oppure no? Assolutamente no, ho partecipato sia come atleta in più occasioni e adesso con le mie ragazze che ho importato in pista oggi. Ecco, e allora parliamo con un atleta che ha raggiunto il mondiale e una Coppa del Mondo, quindi immagino che per le tue atlete, insomma, bene direi. Lo spero, lo spero. Com'è stata questa tua avventura nel pattinaggio? Bellissima, bellissima, un'avventura di 22 anni che ho lasciato quest'anno, dopo 22 anni, ma è stata un'avventura lunga, piena di emozioni grandissime. 5 anni. 5 anni? A 5 anni, sì. Tantissime soddisfazioni. Ti hanno portato in palestra e mi hanno lasciata lì. Ti hanno lasciato lì. Sì, sì, sì. E come mai perché hai scelto il pattinaggio? Per pura casualità. Era uno sport nel quale ci siamo imbattuti per caso con mia mamma per il paese e abbiamo detto ma proviamo, e alla fine si è rivelata la mia passione. Sono stata fortunata a trovarla subito. Tu da dove sei? Verona. Di Verona, quindi sì, hai gareggiato a Verona, hai iniziato a Verona in pratica. Ho iniziato a Verona, sì, adesso sono con il pattinaggio Vigasio, ho pattinato anche per Royal Club col Déjà Vu, l'anno scorso appunto per il mondiale, e la Coppa del Mondo invece col pattinaggio Vigasio con il quartetto Pragma.
e tantissime soddisfazioni e risultati raggiunti. Immagino che i numeri non sono pochi. No, assolutamente, anzi continuano ad aumentare, anche noi in primis come società ogni anno continuiamo a raggiungere dei numeri sempre più alti, anche perché è uno sport che ti permette di prepararti veramente a livello completo, sia fisicamente, sia mentalmente, emotivamente, quindi lo ritengo uno sport veramente valido. Cristian Catana mi ha dato una buona definizione prima, perché dice siamo un po' attori, siamo un po' ballerini, siamo un po' atleti. È vero. È tutto così. È vero, uno sport proprio completo da ogni punto di vista, perché ti permette non solo di prepararti a livello tecnico-fisico, ma anche di esprimerti emotivamente e soprattutto anche per i ragazzi di poter trovare l'occasione di buttare fuori quello che sono durante anche la fase adolescenziale, delle fasi difficili, quindi è uno sport che ti permette di dare tanto e anche di ricevere tanto. E qui poi entra in gioco anche la professionalità di una società, assolutamente, di una società importante, sì, come siete voi tra l'altro, e quindi direi che sono bene affidate. Tutte ragazze o c'è anche il Cristian di turno? Beh, allora, io al momento tutte ragazze, però la mia esperienza alla Coppa del Mondo l'ho avuta anche con un ragazzo in squadra, assolutamente sì, Marco Pescatori. Che non è una scelta azzardata, perché ci sono i ragazzi che praticano questo sport. Assolutamente, è uno sport molto completo, sì, anche per il lato maschile, assolutamente. Che aspettative hai quest'oggi con le tue ragazze? Io quello che dico sempre alle mie ragazze è di non focalizzarsi sul risultato. Per me l'importanza è che quando scendono in pista escano e siano soddisfatte davvero di quello che hanno fatto e abbiano dato tutte se stesse. Allora lì per me è già una vittoria. Sono belle parole queste da allenatrice. Poi devi rapportarti con i genitori oppure li tieni a debita distanza? Beh, allora, c'è anche quel lato lì, però già le ragazze sono un bel lavoro, quindi insomma cerchiamo di tenere a ognuno il suo. Cosa diciamo a chi vuole incominciare a praticare il patinaggio? Il patinaggio, beh, che è un bellissimo sport, appunto come dicevo è uno sport che ti completa sia a livello fisico, tecnico e emotivo, ti permette di esprimerti tantissimo, quindi per quello che riguarda la mia esperienza personale, che è stata tutta la mia vita, è un'esperienza importante, è uno sport consigliatissimo sia per la femmina che per l'uomo. In entrambi i casi, e speriamo un giorno di raggiungere questo sogno olimpico per il quale stiamo tutti tanto lottando. È vero, hai ragione, su questo non avevamo sottolineato con gli altri ospiti. C'è questa possibilità che da anni tra l'altro, no? Si mormora, si vocifera. Continuate a sperare e continuate ad aumentare i numeri, e quindi prima o dopo insomma si accorgeranno. Ce la faremo. No? Ce la farete. Io ringrazio Nicola Angrisani per essere stata ospite nostra, e in bocca al lupo per tutto. Crepi. Grazie infinite. Ciao, grazie. E rientriamo dopo un'altra pausa, questa volta dovuta alla gara del quartetto di Giada Biasini, che è qui con noi. Buona giornata Giada. Salve a tutti. Eccoci qua. Allora, intanto com'è andato la gara? Allora, abbastanza bene, diciamo che da ieri mattina che le cose sono partite bene, qualcosa è andato bene, qualcosa un po' meno ovviamente come sempre, però nel complesso... C'è anche una costruzione del quartetto, vedo, cioè c'è una fisicità da rispettare, c'è un'altezza da rispettare oppure no? No, allora, questo non è diciamo fondamentale, però certo è che visivamente parlando vedere un quartetto fisicamente con 4 persone fisicamente simili, alte più o meno uguali o fisicamente strutturate nello stesso modo è più gradevole agli occhi, diciamo, quindi più facile da rendere bello. È un po' la danza questa, esatto. No? Viene un po' dalla danza. Ci racconti un po' dopo il tuo quartetto, della tua storia invece? Ok, allora io ho iniziato a pattinare da piccolissima a Bassano e lì ho iniziato a fare subito gruppi spettacolo, quindi da sempre ho fatto gruppi spettacolo e quartetti, e dopodiché con gli anni sono diventata senior, diciamo, ho iniziato a pattinare un po' in giro. Attualmente pattino ancora in 2 delle formazioni comunque più forti d'Italia che parteciperanno al campionato del mondo ad ottobre,
e che sono, una è un grande gruppo e l'altro un piccolo gruppo. Uno è di Fara, l'altro invece è di Padova. E niente, insomma, sono agli ultimi anni, però ancora ce la posso fare. È una specialità, lo abbiamo sottolineato con gli altri ospiti che si sono succeduti, è ancora brutto da dire, ma è uno sport minore, no? Si sta combattendo contro questo. In ogni realtà credo dobbiamo combattere con i comuni che non ci danno le piste, pochissimi orari di allenamento e purtroppo pochissimissimi aiuti economici, quindi tutti gli atleti dai più piccoli a quelli che sono convocati anche appunto ai campionati del mondo sono completamente autonomi, esatto, quindi si devono completamente spesare da soli e a volte le spese sono davvero grandi. E i genitori diventano fondamentali e importanti sì, anche in questo sport. Fino a che l'atleta è minorenne, che è a carico del genitore, ovviamente sta anche a lui decidere quanto, purtroppo è brutto da dire, però quanto magari l'atleta può diventare bravo, perché ovviamente più investi in questa cosa e più hai possibilità. Se ti trovi a dover fare delle rinunce, magari l'atleta deve rinunciare a qualcosa, ecco. Dalla tua esperienza è cambiata questa gioventù? Sì. Tu eri così oppure no? Allora, io credo, è una cosa che sto riscontrando adesso allenando, che tipo parlando della mia esperienza personale, io non sono mai stata un'atleta tecnicamente bravissima, diciamo, messa così, però mi è sempre piaciuto fare di più. E invece adesso sempre di più, secondo me, vedo che gli atleti d'oggi hanno sicuramente più consapevolezza tecnica, perché anche noi allenatori ovviamente negli anni crescendo è cresciuto anche il livello tecnico. Esatto, è cresciuto molto e l'atleta fin da piccolo comunque è abituato a fare determinati esercizi tecnici e quindi ha più facilità poi a presentarli in gara. Però è sempre più difficile rinunciare alle cose, rinunciare a, non so, alle vacanze, alle gite, alle feste, e quindi ovviamente c'è sempre meno impegno e disponibilità anche da parte di alcune famiglie. Questo è indubbio. La tua carriera ti ha portato a risultati buoni? Sei rimasta contenta? Hai Buonissimi, fatto mondiali, direi. europei? No, buonissimi. Io in tutto nella mia carriera ho vinto 8 campionati italiani. Che non sono pochi. Sì, ho fatto... Per fortuna che non eri una grandissima atleta. No, tecnicamente... Pattivi qualcosa, sì. o no? Sì. Sempre tecnicamente fatto un po' più di fatica magari rispetto a qualche mia coetanea. Però qui entrava quello che dicevi prima, sì. la voglia. Che è quello che sto cercando di imprimere sulle generazioni di adesso, diciamo. Noi in Italia abbiamo un certo livello tecnico, poi quando arriviamo al campionato del mondo ci troviamo sempre a essere meno in qualsiasi specialità della Spagna, perché loro investono ovviamente, quindi ti trovi degli atleti di 20-25 anni, quindi senior esperti, che si dedicano a quello e quindi ovviamente lo fai con un altro entusiasmo e lo fai per forza meglio. L'Italia soffre da questo punto di vista, però è un movimento, per citare Sedico, girano quasi 1.500. Sì, assolutamente. Quindi... però poi davvero a livello mondiale noi arriviamo che è parecchi anni che magari noi riusciamo a fare un secondo, un terzo posto, ma il primo posto è esclusivamente della Spagna. Vabbè, noi ti auguriamo naturalmente di centrare i prossimi tuoi obiettivi. Dicevamo che tu continui a pattinare, tra l'altro con un mondiale, io se fossi al posto tuo sarei in fibrillazione, invece mi dici un relax per il momento. Sì, diciamo che come ho detto prima, siccome sono quasi alla fine, ovviamente negli ultimi anni, esatto, me lo sto godendo molto di più rispetto agli inizi. Brava, e mi sei piaciuta quando hai detto cerco di inculcare queste cose alle mie atlete. Speriamo che a qualcuno arrivi. Beh, insomma, adesso ma tu sei una buona o cattiva come allora, sei? Inizialmente quando ho iniziato ad allenare ero cattivissima. Sì. Poi mi sono un po' addolcita, non so perché, devo ancora capire. Non sempre è la soluzione migliore, però vabbè.
Bene, allora addolcendo siamo giunti al termine. Io ringrazio Giada che è stata qui con noi. Grazie a In voi. bocca al lupo per il tuo lavoro, per Crepi il lupo. le tue pattinate e per i tuoi allenamenti. Noi da Sedico chiudiamo qui con questa nostra seconda puntata. È un trofeo, il trofeo Dolomitico, giunto all'11ª edizione, quindi non si scherza. Vi auguriamo una buona visione e ritroveremo le voci dallo sport in una prossima puntata, la terza per la precisione, ma vedremo se parleremo ancora di pattinaggio oppure cambieremo in attesa quanti sono i cerchi 5 olimpici cerchi. circhi. Cioè, li Speriamo. aspettiamo. Giada, buona giornata a te. Altrettanto, grazie. Voci dallo sport, in collaborazione con Howeld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981.